Centro Anch'io, Centro Anch'io. Siamo tornati al Museo della Civiltà Contadina di Mairano e la nostra Federica oggi è seduta su questo carro che si utilizzava nei filari in mezzo alle viti per raccogliere l'uva. Si passava con questo carro, si buttava dentro l'uva, potremmo buttare dentro No, Mocla, nei cios, nei Ecco, cios. 8 persone per farla salire, lo Spirito Santo forse riuscirà a farla scendere. Falso. Invece vi raccontiamo la Furco, il Rasc, la Furco la vedete nell'immagine perché era obbligatorio, il contadino non poteva non avere la Furco, ha 3 rebbi appuntiti infilati su un'asta leggermente ricurva. Questo manico era simile a quello del badile con o senza gamber, ovvero la staffa, ok? Sta buona che parte sto coso. E che si faceva una volta, che si diceva? Ma c'è il famosissimo detto, non spaccate mane. Come a dire? Cosa significava? Che il lavoro era stato molto pesante, impegnativo. Adesso ne spacco mia taglia di mane che no, la mia taglia sì che spacco in mane adesso. Sono lavori diciamo meno faticosi. Come il tè. A sopportare a te. Vabbè, adesso vediamo un pochetto invece, cara Federica, come sono andate le cose a Brescia. Piazza Mercato in compagnia della signora? Angela, signora? Greta. Siete bresciane voi, signore? Sì. Qua della città, della provincia? No, io vengo dalla provincia di Bergamo, però ormai mi definisco bresciana perché Questo, so benissimo. Sì, ma questo lo lasci dire a noi se l'abbiamo accettata come bresciana, Sì, io mi sono subito sentita bene qua. Sì, scherzo ovviamente. Va bene, allora tenga in mano gentilmente Greta, ecco questa immagine, venga anche lei signora a dare un'occhiata. Cosa può essere secondo voi? Per cosa veniva utilizzato una volta questo oggetto? Allora, qua è vuoto. Sì, esatto. Poteva essere un porta qualcosa. Arnesi magari per l'agricoltura adesso di preciso. Ci siamo, perché sono questo per fare per me la lima, il filo a... Greta c'è. Allora, cerchiamo di capire il nome dialettale corretto. Secondo voi era Colari o Coder e preda de molà la ranza? Questo, il secondo. Coder. E la preda per molà la ranza. Infatti, esatto, questo era era un portacote e la cote per affilare la falce, cioè era un corno di mucca per infilare la pietra abrasiva naturale che serviva per affilare la falce. Brava Greta. Ci sono arrivata. Sì. Il colarì non c'entra nulla perché è il colletto, la goletta, insomma, non c'entra nulla. Brave, congratulazioni. Grazie. Arrivederci, grazie. Arrivederci. Ehi, e l'Angela Gretel? Sì, pollicino e cappuccetto. Ti ha dato un aiutino, ma? Vabbè, il mondo delle fiabe dove vivi tu, cara Federica. Probabilmente anche nel mondo delle fiabe c'è la cioco. Che cos'è la cioco? Vabbè, la cioco è quel campanù che hanno le mucche. Certo, guarda qua, questa è la cioco. Sentite che bel rumore. Tra l'altro c'erano cioche di diverse dimensioni. Certo. Certo, perché poi ogni dimensione produceva un suono diverso e serviva per raggruppare le mucche al pascolo che seguivano la vacca capa con la cioco. C'è con la cioco? Ecco qua, vedi? Tu l'hai vista mai la cioco? No. Guarda là. Ma pesante, pesa. Poi la madre insomma seguiva. Tirami via il coso qua. Tiralo via. Stai bene. Tiralo via. Il tuo fascino, va bene. Allora sta buona lì, non ti muovere che fa rumore. Sta buono. Venite a trovarci se volete anche sulla pagina Instagram FBL e anche stavolta dal Museo della Civiltà Contadina di Mairano. Arrivederci, alla prossima. Ciao.